Grazie delle parole cortesi e un saluto da parte dell'amministrazione e soprattutto un significativo grazie da parte dell'assessore che è impegnato in partite sicuramente omogenee rispetto all'argomento estremamente significativo che oggi questo convegno andrà a trattare. Ma io ho un approccio nei confronti di questo meccanismo che ha la pretesa di essere pratico e non vi nascondo il mio disagio ogni qualvolta si affrontano tematiche di sicuro interesse come questa, limitando le proprie osservazioni ad una sorta di declaratoria. È evidente che la politica ha le sue responsabilità, diffuse nel tempo, non collocabili politicamente secondo il comune intendimento, nel senso che l'inadeguatezza spesso è priva di colore, ma non altrettanto priva di sostanza, e quindi ogni qualvolta ci si è chiamati a seguito del verificare dell'inadeguatezza di alcune dinamiche, come in questo caso che riguardano il prodotto agricolo, la politica non fa altro che, come dire, dichiarare il proprio disappunto e dichiarare anche il proprio disagio, senza però riuscire a individuare un percorso virtuoso che diventi in termini di strategia e quindi di azione e quindi di adozione di un corpo normativo che sia di sicuro riferimento ma di certa utilità ad un settore che sempre di più è riconosciuto come assolutamente strategico. In questo è evidente che tutte le realtà territoriali che hanno determinato l'origine delle nostre popolazioni, perché ognuno di noi come dire, è figlio di una realtà agro-zootecnica, in questa parte della Sardegna sicuramente più agro che zootecnica, ma i due aspetti sono assolutamente legati, assolutamente funzionali. È evidente che il relatore, all'atto della presentazione di questi lavori, ha evidenziato l'assoluta carenza nel comparto agricolo del sistema produttivo isolano. Anche questa è una declaratoria alla quale, in un modo o nell'altro, le istituzioni evidentemente fino a oggi, tenuto conto che questa è una realtà con la quale quotidianamente dobbiamo fare i conti, tutto il sistema deve fare i conti, non è stata in grado di affiancare, se non con delle attenzioni di natura economica a pioggia e quindi rivolte all'emergenza, rivolte alla quotidianità, ma non in termini strategici, e cioè attraverso la creazione di un sistema che a medio e lungo termine riuscisse a smuovere non solo le coscienze, ma riuscisse a smuovere anche quell'orgoglio tipico di un popolo che appare assolutamente determinato, anche se da un po' di tempo a questa fase, da questa parte, confuso nella sua visione di insieme del meccanismo economico e conseguentemente sociale. Il nostro assessorato, nella consapevolezza di questa difficoltà, sta cercando di, a seguito di una sorta di mappatura del sistema agricolo complessivo, sta cercando di intervenire certamente nella consapevolezza di un'emergenza che è prevalentemente di natura economica e quindi di natura sociale, mobilitando le risorse possibili a sostegno del reddito dell'agricoltura, ma nella consapevolezza che questo non può che essere un atteggiamento di sensibilità limitato nel tempo, ma adottando nel contempo quella forma di sensibilizzazione attraverso l'adozione di norme che aiutano il comparto a crescere, cercando di creare un impianto e una consapevolezza conseguente da parte degli operatori che debbono anche riprogrammare, oltre che se stessi, anche rivisitare il sistema produttivo
in funzione di esigenze di mercato che sono cambiate nel tempo, ma non altrettanto l'attenzione degli operatori e verosimilmente neanche quella della politica. L'altro giorno è venuto a trovarci uno dei più rappresentativi esponenti del mondo dei mangimi per chiedere l'intervento del nostro assessorato attraverso il Ministero perché sbloccassero a favore della Sardegna di almeno 1 milione di quintali di cereali che sarebbero stati utili per la trasformazione in mangimi, utili a loro volta al sostentamento degli animali, quindi al sostentamento o a supporto del mondo zootecnico che oggi, come tutti avete modo di leggere sui giornali o di assistere alla televisione, è in movimento a rivendicare un'attenzione che a seconda dei punti di vista dovrebbe essere mancata. Questo per significare quanto il mondo agricolo è assolutamente interconnesso, assolutamente interdipendente, quindi un singolo tassello di questo settore è chiaro che ha delle ripercussioni positive o negative in tutto il mondo della produzione del comparto del primato. Bene, la manifestazione della preoccupazione o in termini preoccupati da parte di questo signore verteva sul fatto che i mercati mondiali, che sono, come dire, condizionati anche dai venti atmosferici che coinvolgono in questo caso la Russia, gli incendi piuttosto che le avversità atmosferiche che hanno caratterizzato il mercato mondiale nella produzione del frumento, ha fatto sì che ci fosse un'esplosione nel borsino di Chicago, che è quello di riferimento per quanto riguarda la valutazione dei cereali, è cresciuto a dismisura. Questo comporterà, a detta di questo signore, un aumento dei mangimi di 3,50 € mediamente in termini di materia prima, poi bisogna vedere nell'evoluzione che cosa significa l'aumento a quintale del mangime, che avrà ovviamente una ripercussione assolutamente negativa nel mondo allevatoriale, che oggi già di suo soffre in un modo assolutamente straordinario. Allora, questo per dire in buona sostanza che a sostegno di questa sua preoccupazione ha portato l'elenco che avevo qua, eccolo qua, l'elenco degli interventi da parte dell'Unione Europea degli interventi dell'Unione Europea sull'ammasso, in buona sostanza non è questo il termine tecnico corretto, dei cereali. E ho avuto modo di leggere i numeri. Ci sono stoccati 5 milioni di tonnellate di cereali stoccati nei magazzini dell'Europa, in modo più significativo in Germania, immediatamente dopo in Francia, il terzo paese, guarda caso, è la Finlandia, segue l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica Ceca e la Slovacchia, per un totale di 5 milioni e 609 mila tonnellate di cereali, che costituiscono la riserva strategica a favore dell'Europa nell'eventualità in cui una crisi di sistema obblighi il sistema stesso ad utilizzare queste risorse straordinarie. Ma il dato non è questo, il dato che salta immediatamente all'occhio di un lettore mediamente attento è che l'Italia non figura in questo elenco. Questo a significare che non è solo un problema nazionale, non è solo un problema regionale, ma è un problema nazionale. Allora, per una realtà territoriale come la Sardegna, che a suo tempo, come lucidamente e opportunamente è stato evidenziato, rappresentava il cosiddetto granaio di Roma, evidentemente in periodi un po' più felici, quando l'agricoltura rappresentava sicuramente l'unico elemento di sostentamento degli abitanti di quella terra stessa. Oggi, evidentemente, per una incapacità della politica, ma quindi nostra, perché la politica non è un qualche cosa di evanescente o di assolutamente creativo.
La politica è la conseguenza che l'approccio che ciascuno di noi, quando si reca al voto, manifesta nei confronti di quelle figure che si propongono come momento di interpretazione dei fenomeni gestionali di queste attività.